Il tuo nome? Tommaso Giuliato. Hai davanti una platea di diplomandi in crisi per la scelta futura. Dopo quasi 2 anni di esperienza ITS, cosa puoi dire loro? Che se volete imparare a lavorare, ma volete anche studiare, diventare dei bravi tecnici, questo è il compromesso perfetto. Perché l'università dà molte basi, però non ti permette di scoprire il mondo e non è sufficientemente aggiornata come l'ITS, e andare a lavorare subito toglie la possibilità di sviluppare la propria carriera. E tra tutte le competenze sicuramente importanti che stai apprendendo in questa esperienza ITS, qual è quella che tieni più stretta e dici questa sicuramente può fare la differenza? Probabilmente la capacità di trovare sempre nuovi modi di parlare con le persone, lavorare di gruppo e adattarsi ogni volta a situazioni diverse, a nuove materie che cambiano molto velocemente, quindi non è mai una cosa stabile, ma è molto più dinamica e più utile per la formazione. Ma a chi consigli questa scelta ITS? A tutti quelli che hanno un diploma, che abbiano anche 25 anni, hanno sempre la possibilità di venire qua e studiare e lavorare. Quindi da grande tu cosa vorrai fare? Io spero di fare il responsabile d'ufficio d'azienda, sempre in ambito meccatronico. E l'esperienza Erasmus che hai appena fatto, come si inserisce in questo tuo sogno futuro? Mi ha aiutato a rendermi capace di adattarmi a situazioni molto difficili all'estero e soprattutto la capacità di trovare persone molto diverse tra loro e trovare un compromesso tra quello che loro vogliono e l'obiettivo aziendale.